tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Hitman Absolution. Quest'oggi continueremo la nostra campagna in single player. A quanto pare ci ritroviamo all'ultimo piano di Blackwater Park, dove si ritrova una specie di museo, come possiamo dire. Date un'occhiata, esistono alcuni pezzi di antiquariato, un bel Tyrannosaurus Rex in carne e ossa, anzi più carne che ossa. Date un'occhiata. Allora, l'attico di Blake Dexter ospita una vasta collezione di armi e una sala trofei. Dexter adora la caccia grossa, chi l'avrebbe mai detto? Allora, ma non così grossa, amico mio. Vediamo un po' cosa c'è da questa parte. Dobbiamo localizzare Layla, probabilmente il braccio destro di Dexter. Se Dexter è a conoscenza di una cosa, anche Layla lo è. E sicuramente sarà attorniata da un gruppo di miliziani ben armati e protetti. Quindi dovrò occuparmi di lei prima di affrontare... Molto bene, eccoci finalmente all'interno della nostra postazione di partenza. Allora, ci ritroviamo come al solito al di sopra del nostro caro ascensore, con il nostro piccolo equipaggiamento di custode, come potete ben vedere. Abbiamo come al solito i nostri cari aggeggi del mestiere, abbiamo le nostre Silver Bailer. Siamo riusciti a salvare anche un bel coltello, quindi io direi di utilizzare il tutto nella maniera adeguata. Allora, visto che le guardie qui sotto, dopo aver steso il nostro caro membro del sushi, sono riuscite a scappare, vediamo di procedere. Allora, cerchiamo di stare attenti. Oh, maledizione! Erano già qui. Allora, dobbiamo calcolare il momento giusto per uscire. Il nostro bersaglio, Layla, deve essere appunto dall'altra parte della mappa. Vediamo quello che possiamo fare. Mi sembra che questa è una zona però off limits. Cerchiamo di attirare l'attenzione delle guardie dall'altra parte. Vediamo un po', ecco che si avvicina qualcuno. Vediamo un po', forse iniziano una discussione. No, probabilmente no, perfetto. Mi sa che dobbiamo cambiare necessariamente riparo e dobbiamo nuovamente salire al piano superiore perché qui non c'è appunto... Oh, no, non possiamo... Ah, perfetto, ecco la sporgenza. Vediamo di salire nuovamente. Maledizione, siamo in una brutta situazione. Andiamo. Perfetto. Niente. Come dire, al piano di sotto la zona è sbarrata, mi sa che dobbiamo procedere da questa parte. Ok, infatti avevo visto prima una sporgenza, perfetto, possiamo andare tranquillamente. Stiamo attenti perché da questa parte scendono anche altri ascensori, quindi attenzione a non perdere la nostra capocciona pelata. Ok, vediamo di cambiarci necessariamente i nostri vestiti. Oh, possiamo ancora scendere? Perfetto, vediamo un po'. Vediamo cosa c'è da questa parte. Niente, mi sa che probabilmente era una zona per nascondersi. Ok, procediamo da questa parte. Allora, necessariamente dobbiamo trovare una specie di conduttura perché ci ritroviamo nella zona di servizi. Ah, eccola qui, appunto c'è una bella porta. Allora, perfetto. Attenzione, qualcuno sta iniziando a scappare. Questa deve essere appunto la zona di ricevimento della nostra Layla. Vediamo quello che possiamo fare. Entriamo qui dentro, probabilmente possiamo nasconderci dietro a questo bel cassettone. Ok, allora. Ecco la nostra cara Layla. Siamo riusciti a guadagnare 10.500 punti, ottimo. Allora, a quanto pare ha un convoglio, chiamiamolo così, di uomini che continua a girare intorno a lei. Addirittura è al banco del pollo che continua a sgraffignare qualche bella coscetta. Questo mi fa pensare che in questa stanza ci deve essere qualcosa, come dire, un po' di cianuro, un po' di veleno da mettere nel pollo e casomai farla a pezzettini. Però non credo di potercela fare con tutte queste dannate guardie qui intorno. Allora, vediamo se possiamo nasconderci da qualche parte. È troppo. Vedete di svegliarvi, cazzo! Dovrete affrontare l'uomo più temibile che esista sulla faccia della terra. Ci sono problemi nella ciurma, eh? Allora, necessariamente dobbiamo trovare un uniforme, quindi vediamo se possiamo attirare magari qui dentro qualcuno, potrebbe essere un'idea. Vediamo se possiamo portarlo definitivamente qui dentro. Dannazione, siamo troppo lontani, però sarebbe stato troppo bello. Vediamo se possiamo attirarlo proprio vicino alla porta. Perfetto, ecco che arriva direttamente qualcuno. Non è che arriva Layla direttamente, eh? Attenzione, forse arriverà un suo scagnozzo. Attenzione, eccolo che arriva. Eccolo che arriva, dobbiamo essere rapidi. Che si identifichi. Eccolo, vediamo se possiamo portarlo là sotto. Non c'è niente. Vai là sotto, amico mio. Ecco, forse ci riusciamo. Avanti. Avanti. Niente, maledizione. Ecco, forse si sono accorti di qualcosa. Penso di aver sentito qualcosa. Ottimo. Vediamo un po', forse arriva qualcuno. Avanti, amico mio. Eccolo. Eccolo qui. Chiuditi, dannata porta. Dai! Ottimo! Mamma mia, una bella coltellata in testa ci voleva. Perfetto, cerchiamo di trascinare il cadavere da questa parte e ragionare con più calma. Allora, vediamo di raccogliere tutto quello che ha nelle tasche, addirittura sotto il caschetto. Vediamo un po' di prendere necessariamente il nostro bel coltello. Utilizziamo subito il suo travestimento e magari nascondiamo il suo cadavere. Ok, guardate che figo il nostro caro Hitman. Sembra addirittura un membro della SWAT. Mamma mia, addirittura abbiamo anche la rice trasmittente. Potrebbe essere utile per captare qualche segnale. No! Sono entrati! Occultiamo il corpo! Maledizione! Vediamo che sta succedendo. Una pozza di sangue. Dove l'ha trovata la pozza di sangue? Come ha fatto a vederla? Oh.
Calma, eccone un altro, vediamo se si chiude la porta. Vieni qua, bello. Oh mio Dio. Vediamo di essere rapidi. No, 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 no. Le Silver Bailer. Perfetto, ecco che arriva qualcuno. Mamma mia. Eccolo, sicuramente andrà a dare un'occhiata al corpo. Vedremo di gettarlo immediatamente a te. Vieni, amico mio. Ehi! Comando, abbiamo trovato un cadavere. Vieni. Massima allerta e procedere con cautela. Vieni, amico mio. Perfetto, attenzione, eccolo. Perfetto. 3 bersagli eliminati, cerchiamo di disfarci di tutti i corpi. Scheda magnetica, potrebbe essere utile. Perfetto, andiamocene via. Non so come hanno fatto a vedere la pozza di sangue, che hanno gli infrarossi attraverso le porte. Però cerchiamo comunque di essere rapidi a nascondere questi cadaveri. Andiamo, andiamo. Sicuramente non è riuscito a comunicare l'informazione alla base, quindi siamo ancora a cavallo. Perfetto, addirittura c'è ancora il nostro coltellino. Raccogliamolo. Bene, 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 bene. Nascondiamo tutti questi cadaveri. Allora, da questa parte possiamo gettarlo. Guardate che figo il nostro Hitman. Mi ricorda qualcuno di qualche film con questa maschera e queste cuffie, però per adesso ancora non me lo ricordo. Magari più avanti cercherò di ricordarmelo. Allora, vediamo un po'. Abbiamo anche un bel mitragliatore con silenziatore. Questo potrebbe essere molto utile. Allora, cerchiamo di stare attenti con questo equipaggiamento. Abbiamo pieno istinto, quindi abbiamo grandi possibilità di fare. Allora, necessariamente dobbiamo lasciare questa zona e sicuramente trovare, come dire, il veleno utile per uccidere la nostra cara amica. Quindi io direi di ispezionare il luogo. Allora, vediamo cosa c'è da questa parte. Vediamo se possiamo fare qualcosa. Sono cioccolatini, sushi e qualcosa di diverso. Vediamo, niente, qua mi spavento io ad attraversare perché la zona è molto particolare. Vediamo un po' da questa parte. Mine di prossimità, c'è addirittura un'esposizione di armi. Niente, niente, dobbiamo necessariamente capire cosa fare. Allora, ragioniamo un attimo. In questa stanza sicuramente non c'è un granché, quindi forse possiamo procedere dalla parte sinistra. Vediamo, forse c'è già qualcuno, vediamo un po'. Ecco, si avvicina una guardia, altro Will Smith con gli occhialoni, eccolo che arriva, niente, nascondiamoci. È che non vorrei utilizzare tutto questo istinto inutilmente, quindi vorrei magari capire più o meno dove andare, come dire, il luogo sicuro. Quindi adesso proverò a girare a sinistra, quindi andiamo un pochino a fortuna. Speriamo che questo barbone se ne salga al piano superiore, ok? Andiamo, 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 andiamo. Vediamo cosa c'è da questa parte. Addirittura c'è un baule. Andiamo, forza. Magari riusciamo a trovare qualcosa al piano di sopra. Dai, 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 dai. Forza. Oh, calma, niente. Ehi, aspetta un attimo. Ordine di controllare tutte le stanze. Il signor Dexter non vuole nessuno qui dentro, amico. Come facciamo a controllare tutto se... Non puoi entrare qui. Maledizione. Ehi, su, fattene una ragione. La stanza non verrà usata più. Il signor Dexter ci crede ancora. Suo figlio non si vede da giorni ormai. Chiamalo lutto o quello che ti pare. Questa stanza per il momento è sacra per lui. Sacra, Quindi ci deve essere non qualcosa puoi di entrare. importante. Allora, io direi, abbiamo preso una scheda magnetica. Oh, calma. Ci deve essere... La scheda magnetica forse deve avere qualcosa a che fare con quella stanza. Cerchiamo di capire il momento giusto per entrare direttamente in quella stanza. Attenzione che qua c'è un altro barbetta che si sta avvicinando. Non mi piace questo barbetta. Una donna là sotto. Allora, attenzione, attenzione. Ok, utilizziamo il nostro... Ehi, bella Lara. Calma. Ah, questo probabilmente non ci può scoprire. Vediamo di entrare qua dentro. Apriamo, apriamo. Ok, stiamo sconfinando, ma non ci interessa. Sicuramente se non può entrare, come dire, una guardia del calibro di quel barbone con gli occhiali, sicuramente non può entrare anche nessuno. Però voglio capire più o meno a che cosa serve questo equipaggiamento, perché non mi aspettavo che non mi intercettasse. Questo completo è indossato dalle squadre di sorveglianza di Blake Dexter nell'edificio residenziale di Blackwater Park. Le truppe sono guidate dalla responsabile della sicurezza Mia Michelison. Perfetto. Allora, vediamo cosa succede. Necessariamente dobbiamo osservare il tutto. Scheda magnetica, prendiamo tutto e poi osserviamo, perché sicuramente abbiamo le ore contate. Un bel fucile di precisione. Perfetto, vediamo cosa c'è da questa parte. Bong, coltello con bong, questo non mi interessa. Una cassa, non c'è niente, maledizione. Vediamo un po'. Dobbiamo ispezionare tutto. Ok, addirittura vi è una radio. Questa stanza deve avere qualcosa di particolare per attirare tutta questa dannata attenzione. Vediamo un po'. Oh, forse sta entrando qualcuno, forse qui c'era una sporgenza. Maledizione. Niente, niente, è una stanza, come dire, off limits. Vediamo se possiamo entrare qui dentro e ragionare. Allora, abbiamo preso una scheda magnetica, vediamo di capire a che cosa serve. Andiamo all'interno del nostro piccolo taccuino. Allora, vediamo un po', eccola qui. Allora, la chiave magnetica di una serratura elettronica. Abbiamo addirittura il Kazzo TRG, un fucile quasi unico in quanto progettato specificamente per i cecchini. Ok, allora, visto che abbiamo preso tutta questa roba, sicuramente ci servirà a qualcosa. Come dire, il fucile forse da questa parte avremo campo libero per qualcuno. Vediamo, forse la nostra cara amica passerà appunto proprio da questa parte. Vediamo se
possiamo dare un'occhiata da queste parti. Vediamo un po'. Forse andrà a fare un giro di ricognizione qui fuori. Molto bene, ho esaminato attentamente tutta la nostra zona e sicuramente non c'è nient'altro oltre a tutto quello che abbiamo trovato. Allora, mi è venuta in mente una particolare idea. Siccome noi la scheda magnetica non l'abbiamo utilizzata per entrare in questa stanza, forse in questa stanza vi è un particolare indizio che è appunto il cazzo TRG nero, che ci fa capire appunto che forse la nostra cara amica passerà da queste parti e potrebbe essere un'ottima zona per colpirla. Allora, vediamo un po'. Infatti mi sono accorto che più o meno si mette a girare da queste parti, eccola lì proprio davanti a noi. Potrebbe essere un ottimo bersaglio da far fuori. Necessariamente potrebbe essere l'unica opportunità per eliminarla. Allora, vediamo, abbiamo ancora tutto disponibile, abbiamo proiettili, armi, munizioni e anche un bel po' distinto. Vediamo se possiamo farla fuori. Attenzione, eccolo, è un ottimo bersaglio. Fuoco! Ottimo colpo, attenzione, abbassiamoci immediatamente. Ok, perfetto. Oh, sta entrando qualcuno. Buttiamoci qui dentro. Via. Oh mio Dio, stanno entrando. No, entriamo qui dentro. No, ci hanno visto. Signore, non può stare qui. No, ci hanno visto. Vieni qua, amico mio. Sta zitto, entriamo qui dentro. Mamma mia. Ok, siamo riusciti a colpirla. Nascondiamoci qui dentro e attendiamo che venga ripulita la stanza. Ok, allora, vediamo adesso quello che dobbiamo fare. Sicuramente il nostro obiettivo è cambiato. Allora, vediamo un po'. Trova la camera antipanico. Dexter è sul tetto con Victoria. L'unico modo per salire è attraverso l'uscita posteriore della camera antipanico. Starà organizzando la sua ritirata. Non posso permettergli di scappare di nuovo. Bene, allora, sicuramente questa stanza aveva qualcosa di particolare, come il cazzo TGR, che ci ha permesso appunto di eliminare la nostra cara ragazzona, però adesso dobbiamo progettare la nostra fuga per eliminare il nostro caro Dexter. Allora, dobbiamo capire più o meno che cosa fare. Allora, la nostra ragazzona è morta, quindi al di sopra di quella bella scalinata. Infatti, ho pensato che potesse andare a passeggiare intorno a quella zona, e proprio così è stato. Quindi cerchiamo di capire adesso come uscire da questa stanza e trovare il punto di attacco verso il nostro caro amico. Allora, vediamo adesso che possiamo fare. Cerchiamo di eliminare questo cadavere, nascondiamolo immediatamente verso questo baule. Qui addirittura vi è un liuto del 1500. Cerchiamo di stare attenti. Avanti, amico mio. È pesantuccio questo Will Smith, eh? Ok, vediamo di stare attenti alle guardie della nostra cara amica. Calma, qui siamo a posto. Questa è una stanza completamente com'è, un po' offuscata dal rosso. Mi sa che non riesco a entrare, c'è una bella guardia, non vorrei avere problemi. Allora, vediamo. Qui c'è tutta l'intera truppa. Ok, sicuramente deve essere il bersaglio al piano di sotto. Però molto bello l'arredamento di questa casa. Non ho ancora trovato niente, signore. Va bene, mandato il comando. Ho capito, allora la situazione. Calma, mamma mia, proprio una vera e propria ombra, come dire, nella... calma, mi sa che qui ci stanno scoprendo, c'è una piccola luce davanti a noi. Cerchiamo di stare attenti. Guardate un po', c'è una piccola corazza allo stile Shogun 2 Total War, guardate che figa. Ok, dobbiamo girare necessariamente a sinistra, abbiamo un bel po' distinto. Ci serve aiuto. La mia posizione Calma, qui c'è questo dannato che continua a procedere accanto a noi. Vediamo se possiamo... vediamo dove si gira. Attenzione, un altro con le cuffione simili alle nostre. Calma, dove va, maledizione? Cerchiamo di capire. Bene, va dall'altra parte. Vediamo di procedere da questa parte. Calma, ragazzona. Ok, perfetto, questa deve essere appunto la zona antipanico, dove si ritrova appunto il nostro caro Dexter. Ci deve essere appunto un punto di incontro, come dire, una specie di passaggio segreto che ci possa far capire dove andare. Ok, forse la scheda magnetica poteva... no, la nostra zona di attacco è appunto questa. Vediamo di guardare nuovamente l'immagine, perché avevo visto qualcosa. Allora, c'è una piccola entrata particolare proprio vicino al nostro mappamondo, a quanto pare. Vediamo un po' se è vero. Eccolo qua, infatti avevo visto molto bene. Vediamo di entrare. Questa deve essere appunto la zona, il laboratorio segreto del nostro Blake Dexter. Vediamo che cosa nasconde qui dentro. Allora, vediamo cosa c'è. Questa è la camera antipanico, forse per nascondersi dalle sue particolari minacce. Rispondi al cellulare. Ci deve essere qualcosa, magari qualche prova per aumentare il punteggio. Ma mi sa che ce la siamo cavata abbastanza bene. Non era molto difficile questo piccolo, come dire, questa piccola zona. Forse era abbastanza complicato trovare il nostro equipaggiamento, però vediamo chi è che chiama il nostro telefono. Vieni qui, presto. Ce ne andiamo. E tu, muoviti. Sali sull'elicottero. Mi smonterò un atomo alla volta. Poi ti farò riprodurre come un cavallo da corsa. Dai, non fare quella faccia. In fondo sei una temprovetta. Nel mio laboratorio ti sentirai... A casa. Oh, non dirmi che non lo sapevi. Oh. Sei così fottutamente preziosa! Bastardo! Statemi lontano! Mamma mia! Jackie Chan!
forse è più forte addirittura di Hitman. Brava ragazza. Forse vali davvero tutti questi guai. Dalle il sedativo e portala sull'elicottero. Maledizione, la situazione si fa abbastanza complessa. A quanto pare ce l'abbiamo, come dire, ci siamo riusciti abbastanza bene a superare questo Blackwater Park, però il nostro caro Blake Dexter si ritrova dall'altra parte dell'edificio e sicuramente sta per fuggire con Victoria appunto per effettuare degli esperimenti su di lei. Quindi sicuramente all'interno del prossimo gameplay vedremo come affrontare il nostro caro amico che sicuramente si starà, come dire, preparando per l'attacco finale. Quindi vedremo adesso quello che riusciremo a fare. Mi raccomando ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate tramite un bel voto o un commento. Ciao a tutti!